La nostra società è stata fondata nel 1971 per opera di alcuni genitori interessati e atleti appassionati e quindi dal 1971 è stata traghettata fino ai giorni di oggi. I ragazzi sono allenati da un gruppo di tecnici federali e svolgono le loro attività invernali presso le palestre comunali e invece da oggi praticamente l'attività inizia in campo per tutta l'estate. Partecipano a tornei e a naturalmente campionati federali e coprono categorie che vanno dal promozionale e mini baseball fino alla Serie C, passando all'Under 12, Under 15, Under 14 quest'anno e Under 18 e fino alla categoria massima per noi che è la Serie C. Uno sport complesso spesso, pieno di regole, che stimola la riflessione e la concentrazione. Quindi i ragazzi sono sempre molto attenti perché non possono assolutamente perdere di vista la dinamica del gioco. Le regole vengono insegnate e apprese progressivamente e i ragazzi si muovono all'interno di queste con estrema naturalezza. È uno sport che talvolta sconvolge le regole degli sport a cui noi siamo più abituati. Io faccio sempre l'esempio che non è la palla che fa il punto, come negli sport che noi vediamo o vediamo anche in televisione spesso. In questo caso la palla serve per eliminare, è il giocatore che fa punto. È uno sport caratterizzato da delle azioni che sono assolutamente particolari, come ad esempio il cosiddetto sacrificio. Non esistono sport in cui un atleta si sacrifica, quindi si fa eliminare per il bene della squadra, cioè per il risultato. Nel baseball esiste la battuta di sacrificio, l'eliminazione, affinché la squadra possa segnare un punto e portarsi avanti. Quindi anche questo concetto è molto importante per i nostri ragazzi che crescono, insomma, dove l'impegno e il sacrificio talvolta nell'interesse appunto viene nell'interesse del risultato finale. Questo fa sì che la proposta che noi facciamo sia una proposta anche formativa, tant'è vero che andiamo nelle scuole dove proponiamo questo gioco ai bambini più piccoli che presto imparano a svolgere. È uno sport caratterizzato soprattutto nella fase giovanile dalla inclusività, cioè nessuno è escluso, non c'è differenza fra maschietti e femminucce, giocano assieme anche nelle categorie federali fino a 15 anni. Dopodiché le ragazze si dedicano al loro sport che è il softball, che è uno sport molto dinamico, apparentemente più semplice ma sicuramente invece estremamente impegnativo. La capacità di inclusione fa sì che la possibilità di inclusione in questo sport, caratteristico di questo sport, fa sì che genitori e bambini possano giocare assieme, fa sì che appunto non sia uno sport che esclude nessuno. Questa è una caratteristica che ne fa anche la forza proprio educativa. Ricordo la mia esperienza breve da ragazzino, che è stata segnata da un evento particolare che è stato un torneo che si è disputato nell'isola di Malta, dove Conegliano Baseball è stato ospitato. È stata un'esperienza che mi ha proprio lasciato dentro una ricchezza notevole. Da quando seguo questa società ho sempre insistito che i nostri ragazzi facessero queste esperienze quindi lontano dal campo, in realtà diverse. Per cui ho sostenuto la partecipazione a tornei estivi, anche lontani dalla nostra regione. Per dare la possibilità di fare esperienze e conoscere persone. Questo è uno dei nostri progetti per i giovani e quindi ogni anno all'inizio della stagione progettiamo delle grosse, importanti e impegnative trasferte.
impegnative non solo dal punto di vista logistico ma anche dal punto di vista economico, però ci tengo che i nostri ragazzi facciano questa esperienza. E quindi chi gioca a baseball a Conegliano, oltre al campionato federale, partecipa a tornei internazionali anche fuori sede. Friuli, ma siamo andati in Toscana, siamo andati nel Lazio e ospiteremo anche noi un torneo Under 14 quest'anno nel mese di giugno, dove squadre da tutta Italia verranno a partecipare e quindi sarà una grande festa e un grande evento per il baseball coneglianese.